battaglia. La politica ora, riforma della magistratura, rafforzamento del ruolo dell'avvocatura, ma soprattutto preoccupazione per l'incolumità di Silvio Berlusconi per la costituzione di gruppi sul web che inneggiano all'odio nei confronti del Premier. Questi i temi toccati dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano, intervenuto al Lido di Venezia all'Assemblea Nazionale dei Notai. Sentiamo l'inviato Luca Colombo. C'è un tema grande di sicurezza che riguarda la persona del Presidente del Consiglio ed io oggi ho posto questa questione nel corso del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto al Viminale. Al Lido di Venezia per il Consiglio Nazionale dei Notai è il Ministro della Giustizia Angelino Alfano a toccare di propria iniziativa la questione della sicurezza del Presidente del Consiglio. I cronisti lo incalzavano sull'incursione di Video News Mediaset contro i calzini del giudice Raimondo Mesiano, il magistrato della sentenza Mondadori. Il Ministro ha ripetuto di considerare chiuso il caso con le scuse del direttore di Video News Brachino, spostando la discussione sulle minacce rivolte al Premier Berlusconi via Internet. Alfano. Piuttosto, è un altro argomento, sono profondamente turbato dalla pubblicazione di oggi su Il Giornale del fatto che esistano parecchi forum su Facebook, quindi in rete, su internet, che inneggiano all'odio nei confronti di Silvio Berlusconi, inneggiano all'omicidio nei confronti del Presidente del Consiglio, poiché nel nostro Paese esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, io mi attendo che la magistratura faccia il proprio dovere, indagando, perseguendo e trovando coloro i quali, inneggiando all'odio e all'omicidio, commettono un reato dal punto di vista penale e compiono un'azione disdicevole dal punto di vista morale. E ora la cronaca, è stato conferito